È confermato, tranne sorpreso, lo sciopero dei benzinai in tutta Italia per i giorni di 24, 25 e 26 gennaio prossimi. Una decisione assunta dalle organizzazioni dei gestori dopo l'incontro con il ministro del Made in Italy Adolfo Urso. Il governo ha cercato una mediazione fino alla fine scongiurando lo sciopero, ma senza successo. Lo sciopero riguarderà i distributori di carburanti e gli impianti self-service, assicurando un servizio minimo essenziale, come hanno detto in conferenza stampa i sindacati di categoria. Potrebbero restare aperti probabilmente solamente gli impianti self-service gestiti direttamente dalle compagnie petrolifere. La protesta durerà 48 ore a partire dalle 19 del 24 gennaio. Sono profondamente deluso, ci aspettavamo ben altro per revocare lo sciopero, ha affermato il presidente nazionale di Confcommercio Bruno Bearzi. C'è stato uno sforzo per ridurre le sanzioni, ma rimane l'obbligo del cartello, riconosce Bearzi. Così il messaggio che rimane è che siamo una categoria da tenere sotto controllo perché speculiamo. Diventerà settimanale l'obbligo di informazione dei prezzi della benzina e non più giornaliero ad ogni variazione del prezzo. Sono alcune delle proposte presentate dal ministro al tavolo che sono state accettate. La chiusura dell'impianto per omessa comunicazione avverrà solo dopo 4 missioni nell'arco di 60 giorni. L'eventuale chiusura potrà essere decisa da 1 a 30 giorni. Prima la previsione era dai 7 ai 90. Le sanzioni per omessa comunicazione saranno da un minimo di 200 a un massimo di 800 euro a seconda del fatturato dell'impianto, mentre prima raggiungevano i 6.000 euro.